rendere i pensionati più partecipi della vita comunitaria, con una speciale attenzione alle cure di cui hanno bisogno. È con questi presupposti che si è chiuso il 12° congresso dell'FNP CISL di Verona, che ha visto riconfermata al vertice la segretaria generale Fraccaroli. Ma sono tanti i temi sul tavolo su cui il sindacato lavorerà nel prossimo quadriennio. Abbiamo affrontato il tema dell'inquinamento perché ci troviamo su un paese inquinato, specialmente dalle recenti fuoriuscite di FAS nei comuni tra Vicenza e Verona. Il tema dei giovani lo sentiamo abbastanza forte, anche perché sono i nostri nipoti e li vediamo purtroppo che dopo una formazione scolastica non tutti quanti trovano il posto per lavorare adeguato alle loro competenze in Italia, e per questo l'anno scorso ci sono stati 100.000 giovani che hanno lasciato l'Italia. Abbiamo però anche qua a Verona il tema della demografia. È una popolazione che sta sempre vecchiando molto di più, che ormai siamo quasi al 30%, e in più nei paesini limitrofi, quelli piccolini, quelli proprio nell'ultima cintura del veronese, mancano totalmente di servizi. Stanno chiudendo panifici, stanno chiudendo banche e i nostri pensionati non hanno la possibilità di muoversi, di fare anche la spesa, e questo è un grosso handicap che noi riscontriamo. Tra i punti principali su cui FNP CISL di Verona terrà alta l'attenzione c'è quello dell'accesso all'assistenza. Ben 2.000 cittadini del territorio sono al momento in attesa di accedere in una RSA. Non ci sono abbastanza posti, eppure non è detto che abbiano tutti bisogno di un'assistenza continuativa. Sta comparendo adesso anche da noi la cultura del co-housing, che vuol dire la coabitazione, che può essere tra anziani dello stesso paese, che può essere una cosa molto interessante che sta venendo fuori adesso, di un anziano che mette a disposizione la sua casa, una stanza o due, per avere dei giovani intorno, e questo vuol dire una crescita sia da parte del giovane che da parte dell'anziano. E poi la grande novità degli ATS, i nuovi ambiti territoriali con funzione sociale, che avranno il via definitivo nel 2026. Nel veronese se ne contano 4, all'interno dei quali i comuni dovranno erogare tutti assieme i servizi di assistenza sociale con una regia unica. Questa è una grande opportunità. Come pensionati vorremmo esserci dentro, stiamo già contattando diversi comuni, appunto per vedere il grado di coinvolgimento. Non vogliamo assolutamente dettare legge, ma però essere dentro per essere informati, e portare tutto il nostro apporto di contributi, di idee, di innovazione che possiamo mettere.